7 case su 10 a Venezia vengono acquistate da stranieri. I prezzi delle zone più pregiate vanno dai 12.000 ai 20.000 euro a metro quadro, proibitivi per la maggior parte di chi vede nella città un posto dove vivere e non una quinta di lusso dove trascorrere qualche giornata all'anno. I dati diffusi qualche giorno fa dalla multinazionale dell'intermediazione immobiliare Engel & Volkers non fanno che confermare quanto molti veneziani denunciano da tempo. La città rischia di trasformarsi in un unico gigantesco albergo senza più residenti fissi. Ma il fatto che gran parte degli immobili interessino compratori stranieri non è necessariamente un male, secondo il sindaco Luigi Brugnaro. Noi siamo contenti se vengono stranieri che amano la città, non vuol dire che devono essere economicamente per forza facoltosi, però è vero che questa città si presta a un'attenzione delicata, per cui chi vuole vivere a Venezia o la vuole capire la deve in qualche modo partecipare, la deve conoscere. Non è soltanto la dichiarazione d'amore e poi una toccata e fuga che fa in qualche modo la conoscenza o l'amore vero per Venezia, ma è lo stare insieme. Chi ama davvero Venezia e la vuole vivere fino in fondo sarà sempre ben accolto in questa città, spiega Brugnaro. Il peso non sono gli stranieri che vengono qui perché innamorati dei ritmi e delle tradizioni veneziane, ma quei turisti mordi e fuggi che fanno un passaggio veloce in città per fare soltanto un selfie e dire di esserci stati. Noi abbiamo un problema col turismo, che è quello di farli tornare i turisti. È il turista che torna che noi adoriamo, il turista che è stato, che conosce e che capisce che in qualche settimana non può conoscere Venezia. Quindi noi lavoriamo molto perché degli 11 musei possa vederli tutti 11 e non soltanto magari il Palazzo Ducale o il Correr che è in Piazza San Marco. Dobbiamo lavorare perché il turista dica, come dicevo una volta, che bello, mi è piaciuto, voglio tornare.